Abbiamo lanciato Ecosistema 2530, abbiamo lanciato la certificazione Young Friendly per le imprese e anche tante iniziative più concrete come il piano casa, che ovviamente riguarda la necessità di tantissimi ragazzi di poter accedere ad una casa a prezzi calmierati. Alberto Stefani, candidato del centrodestra alla presidenza del Veneto e giovane a sua volta, con i suoi 32 anni, lancia la certificazione Aziende Young Friendly, un attestato di riconoscibilità delle realtà produttive che mettano in campo tutta una serie di iniziative per far sì che i giovani non scelgano di emigrare altrove, magari all'estero. Li tratteniamo qui valorizzandoli anche dal punto di vista del welfare, quindi non può essere solo una questione di stipendi, che ovviamente è assolutamente fondamentale, ma anche una questione di welfare aziendale, quindi garantire la possibilità per ciascuno di loro di poter accedere a queste forme di welfare nel tessuto imprenditoriale del nostro territorio, di poter incentivare ovviamente le imprese che ne fanno promozione. Idee, spunti raccolti parlando direttamente con loro, i giovani, i ragazzi in piazza. L'abbiamo chiamata Generazione Veneto, che vuole raccontare quanto i giovani del Veneto vogliano dare a questa straordinaria terra. Lo faremo con un network di idee che lanceremo il 15 di novembre mattina e lo faremo insieme a tanti giovani per dare loro voce e dare loro la possibilità di indicarci la via. Un percorso con più direttrici, quello incentrato sulla generazione Z, dice Stefani, come Ecosistema 2530, progetto nato anch'esso per fermare la fuga di cervelli in atto ormai da anni, potenziamento della rete della formazione tecnica e professionale da un lato, percorsi post lauream dall'altro per far dialogare mondo della ricerca e mondo dell'impresa. Quando si fa politica non si guarda solo ad oggi, non si può guardare solo a domani, ma si guarda alla società dei prossimi anni. Solo così si potrà creare un futuro dignitoso e forte per il nostro territorio. Incalzato sulla giunta da nominare in caso di vittoria, Stefani non si sbilancia mentre torna a parlare di infrastrutture e ribadisce la volontà di proseguire sulla strada di costituzione di un holding autostradale del nord-est. Solo così si potranno trovare degli investimenti importanti per poter sviluppare una rete infrastrutturale importante nel nostro territorio, di poterlo fare dimostrando anche dove vogliamo individuare i fondi.